Un aggravio di mezzi pesanti sul territorio, un aggravio di manutenzioni sul territorio, quindi costi elevati che i comuni devono attingere dalle loro casse per effettuare i lavori di manutenzione su questo. Oltre all'aumento del pedaggio da 2,80 a 3 euro sul tratto autostradale Padova Est Venezia-Mestre, queste sono le conseguenze nei territori della Riviera del Brenta, Mira e Dolo, che ne risentirebbero pesantemente, essendo l'unico passaggio che permette agli automobilisti di evitare il pagamento così elevato per un tratto di circa 20 km. Rischi veri poi quando si inizia a parlare di ciclabilità, di una pista ciclabile lungo la Riviera del Brenta, e quali rischi incorre l'utente più debole della strada, quando ci sono mezzi pesanti sulla strada, che il concorso tra autoveicoli, mezzi pesanti e ciclista. Cioè, non ha senso questo tipo di annulla tutte quante le azioni politiche che l'amministrazione vuole mettere in atto. Diverso è se si percorre il passante di Mestre uscendo a Spinea, perché il pedaggio, anziché aumentare, diminuisce da 1,80 € a 1,60 €, anche se aumentano i tempi di percorrenza. Quindi la strada migliore resterebbe sempre la Riviera e i comuni di Dolo e Mira non ci stanno, chiedendo alla Regione di trovare una soluzione. Un tavolo comune con tutti i comuni della Riviera del Brenta assieme alla Regione, dove la Regione prende in considerazione una nuova classificazione delle strade, collegando, tentando di individuare un percorso, un tracciato di collegamento tra le opere complementari al Pessante già eseguite, e ne cito due, Catron, Roncoduro e strada statale 11 Burchiello, SP 81 fino al casello autostradale di Oriago. Su questo tentare un collegamento, tentare di creare una circonvallazione al fine di portare tutto il traffico all'esterno dei centri abitati e, perché no, collegandosi con Roncoduro stesso.